che senso ha parlare di salario minimo? Il salario deve essere quello giusto, il salario deve essere quello adeguato alla qualità e alla quantità di lavoro che ciascuno pone in essere nell'ambito della sua occupazione, del suo lavoro. Ben ritrovati anche oggi nello studio podcast di Sardegna Gol, oggi in compagnia di un ospite d'eccezione, il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis. Buongiorno Pietro. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Segretario fresco di riconferma al primo congresso regionale che si è tenuto alla Fiera di Cagliari recentemente, diciamo più che una riconferma, un plebiscito. È stato un congresso, il primo per l'elezione di un segretario regionale che segna una svolta anche per il partito di Forza Italia con una base dunque democratica. Sono gli iscritti al partito che scelgono il loro rappresentante sia a livello regionale, ma abbiamo fatto anche i congressi provinciali e quelli comunali, e questo a conferma che c'è un radicamento forte, continuo, in tutto il territorio sardo. Dopo la scomparsa del presidente Berlusconi è stata una intelligente intuizione di Antonio Tajani quello di dare una nuova struttura, e questo mi pare che abbia colto nel segno, se è vero come è vero. L'abbiamo visto anche il giorno del congresso alla Fiera Internazionale di Cagliari, che c'è stata una grandissima affluenza e giorno dopo giorno abbiamo nuove adesioni e soprattutto nuovi sindaci e amministratori che arricchiscono questa nostra grande famiglia che vuole lavorare soprattutto per dare soluzione ai problemi dei sardi, e sta lavorando anche in ambito nazionale sui grandi temi come quelli sull'energia, sulla giustizia, sui trasporti, Che andiamo a sulla vedere a breve. stessa sanità. Tra l'altro il coordinamento e il numero del coordinamento hanno, diciamo, per ampi versi dimostrato che, diciamo, c'è una grande, coesione e soprattutto le cosiddette tensioni che avevano anticipato anche il congresso, diciamo, sono ormai, diciamo, dimenticate, ecco. Tutto ciò che accade all'interno di partiti del centrodestra, e in particolare di Forza Italia, viene spesso additato come se ci fosse chissà quale polemica, quale tensione o quale problema. È normale dialettica, anzi, proprio l'aver celebrato un congresso unitario, un congresso dove tutti si sono riconosciuti nella mozione che come segretario ho proposto e che è il frutto del contributo da parte di tutti i dirigenti e gli eletti in Forza Italia. Mi pare che questo sia il segno tangibile di una unità vera e non solo di facciata. Assolutamente. Proprio nel corso del congresso avete presentato questo documento politico congressuale dove, diciamo, senza andarle a dire, praticamente avete fatto un po', diciamo, avete preso le misure dell'attuale mandato di governo del campo largo, specialmente per quanto riguarda il tema dell'energia, del lavoro, dei trasporti e delle politiche sociali. E partiamo proprio dai trasporti. La cronaca di tutti i giorni ci parla di un diritto alla mobilità dei sardi sempre più, diciamo, compromesso. Le ultime rilevazioni parlano di 34 milioni di euro che servirebbero per tagliare l'addizionale comunale che è tanto richiesta dalle low cost per, diciamo, aumentare le rotte da e per la Sardegna. Eppure c'è stato un tema recentemente con la presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha proprio fatto muro contro Ryanair. Secondo lei, pensando anche a quello che ha fatto il governo slovacco di Robert Fico, che ha invece tagliato l'addizionale, tra l'altro l'Unione Europea non ha neanche diciamo, indicato una possibile infrazione per quanto riguarda gli aiuti di Stato, perché in Sardegna c'è così tanta resistenza a voler parlare con, diciamo, nel merito con i proprietari proprio di chi gli aerei li ha? Intanto lasciami dire, io a differenza dei miei avversari politici, riconosco che governare è difficile, perché sono problemi
che, spesso ci portiamo da molti anni addietro e dunque, a nessuno è richiesta la bacchetta magica. Però, quando una presidente e uno schieramento come quello del Campolargo si presenta ai sardi dicendo che, sui trasporti, sulla sanità, sull'energia, aveva già le soluzioni per la soluzione di questi problemi, appunto per superare, l'immobilismo di cui accusavano le precedenti giunte, e noi siamo a 3 anni già, di giunta, Todd, de insomma. Todd, e i problemi non solo sono rimasti così com'erano, in alcuni casi si sono aggravati. Ecco, sulla continuità, territoriale sui trasporti, io, speravo che, ci fosse, una, apertura, per superare, questo bando che andava bene, 10, 15, 20 anni fa, quando, la Sardegna aveva sostanzialmente 2 vettori, che, regolavano il mercato, meridiana e Alitalia. Nel momento in cui il mercato, È è cambiato. cambiato, abbiamo una quantità innumerevole di vettori, quindi c'è concorrenza e anziché, lavorare tenendo conto delle dinamiche nuove, L'extraalberghiero, per esempio. esattamente, si è voluto ancora, da parte di questa giunta l'unica novità è che si è prorogato il bando che aveva fatto la precedente giunta. Quindi il problema della continuità territoriale tale era, e tale è rimasto, e non solo, ma si è aggravato anche perché nulla è stato fatto sul piano della continuità territoriale per quanto riguarda non solo le persone, i passeggeri, ma anche per quanto riguarda le merci, e fanno bene oggi a protestare le associazioni, agricole, per Di quanto categoria. di categoria, Mh. per quanto riguarda soprattutto la movimentazione Degli dei animali. capi bovini in Destinati all'ingrasso. particolare, esatto, e quindi ecco perché, a me dispiace perché sembra che, voglia fare una critica a tutti i costi, ma avrei voluto oggi, dare atto che un problema è stato risolto. Questo della continuità, davvero, è, preoccupante, anche perché far scappare i vettori come Ryanair è davvero imperdonabile. Certo, E sono poi clienti che non vanno al ristorante, sono clienti che non vanno, diciamo, a utilizzare i nostri Eh servizi, eccetera, certo, eccetera, eccetera. beh, è chiaro che, un mercato, quale quello veicolato da Ryanair di turisti, dai paesi europei ed extraeuropei, rischia di non venire più in Sardegna. Quanto in termini di ricaduta per l'industria del turismo, per i nostri, ristoratori, per gli esercenti le attività di trasporto, interno, per le società di servizi, quanto benessere, quanta ricaduta e quanti posti di lavoro in più dunque, avrebbe potuto generare e potrebbero generare, non le chiusure al mercato, e poi con una compagnia come Ryanair si discute, ci si confronta, ma non si può metterla alla porta come ha fatto la presidente Todde. O come ha fatto addirittura l'assessora, Desirée Manca in alcune occasioni con le associazioni di categoria, nelle ultime diciamo, le ultime Beh, battute. Ehm, oltre al tra stendiamo un un velo velo pietoso. pietoso perché, non sono incommentabili. Oltre ai trasporti, un altro dossier importantissimo, la sanità. Diciamo, vediamo che nel corso delle legislature il problema, piuttosto che trovare le soluzioni, sembra quasi come essere avvertito peggiorare. Pensiamo alla nuova, che poi non è neanche nuova, anche se poi la narrazione attuale cerca di spingere il tema delle case di ospedali di comunità come una nuova rivoluzione, ma è diciamo un'iniziativa che si sta portando avanti da diversi anni. Però abbiamo questo tema di fondo. Abbiamo delle case di comunità, degli ospedali di comunità, ma sembrerebbe che non ci siano poi gli specialisti che poi, un giorno andranno a lavorare in queste case di comunità. Alla luce di questo problema, c'è un rischio di fondo che magari in Sardegna questi, diciamo presidi locali possano alla fine, come dire, ehm
essere visti come l'ennesima riforma vuota? Intanto, lasciami dire che, io ho apprezzato la presidente Todd, e lo dico senza retorica, nel momento in cui ha, rispedito, oltre Tirreno il suo assessore, Bartolazzi, Armando Bartolazzi, sì. e ha preso lei l'interim. Questo, faceva, sperare che, ci fosse un cambio di marcia. Invece vedo che, purtroppo sarà che è assorbita da altri dossier, ma, la sanità, davvero in Sardegna sta precipitando a picco, perché, Ricordo il ehm caso adesso del sindaco di Norbello che ha addirittura emanato certo. questa ordinanza chiedendo ai propri cittadini di non ammalarsi. Ecco, io Siamo al infatti paradosso ma proprio. infatti sono, tutto ciò che, possiamo, constatare nei territori. Il sindaco di Norbello è un caso, ma ci sono tanti altri suoi colleghi di tante altre comunità, che, denunciano l'assenza, di medici, la chiusura, dei poliambulatori, l'assenza, di medici nei reparti in alcuni importanti ospedali e non solo in quelli periferici. Prenotarsi per un intervento ormai sta diventando una odissea, così come le liste d'attesa, così come la situazione dell'urgenza e dell'emergenza, basta andare in un pronto soccorso per rendersi conto. E allora anche qui, tanto si è detto, tanto si è promesso in campagna elettorale, e tanto ricordo che nella scorsa legislatura l'attivismo, dei 5 Stelle, della sinistra, per andare contro, l'allora giunta, e per la verità io stesso ho avuto modo anche di criticare allora, perché, vede, il problema nasce da lontano, nasce da una riforma che aveva sicuramente un nobile obiettivo, quello di, centralizzare gli acquisti. L'ATS stiamo parlando, la Stiamo famosa ATS. parlando esattamente, la Durante il riforma di governo Arru Pigliaru. e di Pigliaru. Solo che è stato fatto un, errore, incredibile, che né la giunta precedente né quella attuale hanno, emendato, e cioè, c'è stata una eccessiva concentrazione, su un soggetto unico, anche per non solo per gli acquisti, Mh-mh. che e ci sta, per le, gare d'appalto, e ci sta, ma anche per individuare fabbisogni, quelli, del personale medico, paramedico, negli ambiti, locali, Territoriali. territoriali. Io ricordo che le aziende sanitarie locali, quando avevano l'autonomia finanziaria e organizzativa, sapevano, prevedere, in anticipo, quali, potessero essere i fabbisogni o le esigenze di un primario che andava in pensione o di un contratto che scadeva. E quindi io ricordo per esempio che alla San Francesco di Nuoro, non c'è stato mai nessun reparto senza, personale medico e paramedico, o senza il dirigente del reparto. Oggi, ci sono reparti totalmente chiusi, Bisogna fare delle delibere, come è capitato bis recentemente in giunta, per prevedere i picchi turistici, insomma, certo, ecco, allora io quello che, consigliavo alla giunta Solinas, e che mi permetto ancora di consigliare a questa giunta, è di restituire autonomia finanziaria e organizzativa alle aziende sanitarie locali, che meglio possono, tenere, conto dei fabbisogni reali, perché non mi si può da Cagliari, dire che cosa serve all'ospedale di Ozieri, all'ospedale di Sorgono, a quello di Macomere o a quello di quando Iglesias. poi non si vede il territorio, cioè. Esattamente, ecco, quindi poi a cascata tutte le questioni, che, giustamente ponevi, della medicina territoriale, delle carenze che Bandi ormai che vanno appunto. deserti, insomma. Esatto, e certo, perché, tutto è, frutto di una eccessiva centralizzazione che poi contraddice anche l'idea, che, di una Sardegna,
sempre più Che poi a proprio sul discorso della medicina, di base, di territoriale, di medicina generale, mi viene in mente uno dei problemi che viene da lontano, proprio, abbiamo parlato poco fa della giunta Pigliaro, il famoso blocco dello scorrimento delle graduatorie dei medici di medicina generale, che tanto ha portato eh c giovani medici a andare certo, fuori da altre prese. esattamente. Ci son stati errori gravi e oggi ne paghiamo le conseguenze, ma, l'altro aspetto davvero singolare è che anziché affrontare le problematiche, per andare incontro agli interessi dei cittadini, siamo in un campo davvero di estrema delicatezza perché riguarda la salute di tutti i cittadini, di tutti i sardi, ci si è soltanto preoccupati di vedere come poter silurare i direttori generali, di nomina della precedente giunta, di Lo spoil fare system, un come lo po' chiamano. sì, uno spoil system, ma, in maniera indiscriminata, contra legem, se è vero come è vero, che, alcune cause sono state già vinte, dai gli interessati davanti ai tribunali ordinari e amministrativi altre sono in corso che hanno già, ricevuto anche il parere da parte del Consiglio di Stato di un, accoglimento da parte di diversi direttori generali e quindi qui, si porrà poi il problema Della legittimità dei provvedimenti dei assunti. provvedimenti, ma soprattutto, di chi poi pagherà anche i danni che legittimamente gli interessati potranno chiedere, perché, qui, il problema è non solo un disservizio che hanno creato rimuovendo ingiustamente i titolari delle aziende, interessate, ma, addirittura, esponendo la pubblica amministrazione Un danno a un erariale, danno erariale, qualcuno dovrà penso che, pagarlo, lo se lo pagherà. pagherà. Su questo devo dire anche, sulla sanità, che finora per la verità, perché, il Partito Democratico penso che abbia fatto anche, alcuni passi importanti, forse per far ragionare meglio la presidente, ma, siccome sono legati da un patto e da un Dalla accordo sopravvivenza, per la chiamiamola così. sopravvivenza, perché mi risulta che, addirittura alla delibera per la nomina dei commissari, delle aziende sanitarie non avesse partecipato il Partito Democratico, Diversi ecco. assessori infatti non hanno Il partecipato. che la dice lunga anche dello scontro che c'è all'interno di questa giunta regionale, ripeto, che, sta, evidenziando tutti i limiti, di quello che è un puro accordo elettorale fatto solo per, battere il centrodestra. E proprio sulla, diciamo, dicotomia centrodestra centrosinistra, l'abbiamo accennato poco fa, ma andiamo un attimo un po' più a fondo. Sulla produzione legislativa, ricordiamo nella XVI legislatura voi eravate al governo, ogni giorno il centrosinistra stigmatizzava la vostra azione, in ogni occasione di ogni impugnazione c'era sempre un commento critico, poi abbiamo visto che una volta arrivati loro al governo, già nei primi 2 anni e mezzo di mandato hanno praticamente totalizzato un record di leggi impugnate. Però ti faccio una domanda: c'è un problema di capacità, legislativa da parte del legislatore sardo, oppure è più un problema legato ai rapporti tra Stato e Regione? Questa, è lo questo il rapporto Stato-Regione, non subisce, delle, alternanze, o alterazioni rispetto al colore della giunta regionale, assolutamente, perché le leggi che, non sono conformi ai principi della nostra Costituzione vengono impugnate sempre e comunque a prescindere dal colore della giunta. Detto questo, è evidente che, in questa legislatura, tutte le leggi o la maggior parte delle leggi, sono, frutto di un, dilettantismo, davvero preoccupante perché,
come si fa, a legiferare, su, materie che sono e si sa, dovrebbe saperlo la presidente Todde che è stata vice ministro anche, Allo di sviluppo economico. allo sviluppo economico, a fare delle leggi che sono palesemente contro le, leggi europee, le normative europee, contro le leggi dello Stato italiano. Allora forse, da vice ministro doveva semmai, lavorare per, modificare quelle leggi che lei stesso ha approvato o che lei stessa ha concorso ad approvare. Penso a tutto il tema dell'energia, Io per fare un esempio. Ma come si fa a legiferare sul fine vita, che è materia, di competenza, del nazionale. nazionale, non delle regioni. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale con riferimento alla regione Toscana, no, e la regione Sardegna. Ecco, pur di agitare una bandierina, mi pare che, sia, un solito modo, Come è stato fatto davvero anche col salario minimo recentemente, lo che stesso andremo a vedere a breve tra l'altro. lo stesso anche col salario minimo. Sono delle leggi bandiera che sanno, che anzi fatte appositamente per intestarsi qualche risultato, sapendo però, e qui è la malafede, perché fanno perdere, tempo al Consiglio regionale con spendio inutile di risorse, perché il Consiglio regionale si deve riunire nelle commissioni, in aula, sapendo che quelle leggi poi, Saranno giustamente impugnate. saranno impugnate ed è non il governo che le annulla, è la Corte Costituzionale, Certo. cioè è il giudice delle leggi. Quindi ecco perché non c'è nessun pregiudizio, nei Politico, confronti insomma, di di questa bandiera. di questa di que nei confronti di questa giunta, ci mancherebbe altro. Ma uno dei dati che mi viene più, diciamo, alla mente in questo momento è la famosa, rettifica, della legge sulla Fondazione Trino Verde che poi, a distanza di qualche mese, lo stesso centrosinistra ha, diciamo, modificato perché si è reso conto che non andava bene per qualcuno, insomma. Quindi, insomma, particolare come Ma capacità legislativa, ecco. sì, su questo devo dire che, c'è una carenza davvero notevole e forse qualcuno, insomma, dovrebbe, meglio approfondire i temi e conoscerli ed evitare appunto di fare questo esercizio solo, per agitare una bandierina per dire: "Noi l'abbiamo fatto", sapendo che invece sono, leggi Che non andranno da nessuna che non parte. andranno da nessuna parte. Senti Pietro, invece, sulla, transizione energetica, sul tema energia, secondo te, continua a mancare una programmazione seria nella nostra isola, oppure molto spesso il problema è legato a delle, come dire, basi ideologiche difficili da, permeare, da modificare, ecco. Ma io intanto mi chiedo perché, la giunta regionale non abbia, fatto un piano energetico. O quello secondo le sue, direttrici, e così almeno si presenta ai sardi con una posizione chiara. Perché oggi, c'è la pretesa di, sposare, le rinnovabili, perché a Roma in Parlamento, accusano il governo nazionale di non fare abbastanza per le rinnovabili e lo dicono i 5 Stelle, lo dice la sinistra. Qui in Sardegna invece, assistiamo ad una posizione, davvero incomprensibile da parte, Muro contro muro. muro contro muro. Allora noi su questo, abbiamo detto che e siamo del parere che non ci debba essere alcuna, speculazione e quindi alcuna invasione indiscriminata da parte di, multinazionali, Il cosiddetto assalto al territorio, diciamo. esattamente, e il territorio deve essere salvaguardato ed è la ragione per la quale io, e il mio partito e il gruppo consigliare regionale di Forza Italia ha sempre ritenuto di, sostenere, la, proposta di legge popolare Pratobello,
perché pone il problema, dal punto di vista anche, urbanistico e dell'impatto urbanistico, che è un settore dove noi abbiamo una competenza esclusiva. Dunque, anziché, fare quei provvedimenti che poi sapeva benissimo la presidente Todde che non avrebbe retto ad un giudizio di costituzionalità, anziché perdere tempo, anziché, quindi sperare che fosse il governo nazionale ad assumere una sorta di, ruolo, di supplenza, proprio per la inettitudine di questa giunta regionale, poteva, confrontarsi anche con il movimento della Pratobello, e io non dico che tutto, va bene anche in quella proposta, ma c'è un aspetto che io avrei valorizzato e salvaguardato, che è, sicuramente quello di, Oltre al fatto di permettere, diciamo, alle persone ai cittadini di partecipare realmente al processo certo, democratico regionale. regionale, ma c'è soprattutto l'aspetto del governo urbanistico del territorio che in quella legge Era nostra competenza. è esatto, è di nostra competenza, e che penso, avrebbe, dotato e possa dotare la giunta degli strumenti per, evitare appunto un Un'impugnazione. saccheggio del territorio, per evitare, che, appunto, si possa, indiscriminatamente, autorizzare, la locazione di iniziative penso soprattutto alle pale eoliche, Così in aree indiscriminato. in aree anche di interesse turistico, ambientale, in aree pregiate, penso anche alle nostre zone interne. Quindi, ecco, questo, ripeto, è, il problema che noi abbiamo denunciato anche al riguardo, di una, politica assolutamente, ondivaga. A Roma si dice una cosa, in Sardegna Se ne dice un'altra. se ne fa un'altra. Pietro, passiamo invece al tema del lavoro. Viviamo in un'isola dove i salari sono bassi, la produttività è bassa, molto spesso si urla al miracolo dell'occupazione, dell'incremento dell'occupazione, però poi molto spesso, se andiamo a vedere i dati, si fa questo calcolo sulla base di valori dal basso valore aggiunto. Eppure c'è un centro-sinistra che spinge sul salario minimo, quasi a voler, come dire, difendere salari bassi, quasi a voler dire bisogna guadagnare poco, non bisogna avere visione. Ma c'è un bug cognitivo all'interno della sinistra, secondo te? La sinistra ama così tanto i poveri da volerli aumentare? O cosa sta succedendo? Anche qui c'è una posizione, ideologica, che, non dà alcun utile beneficio poi, ai lavoratori e men che meno ai disoccupati. Che senso ha parlare di salario minimo? Il salario deve essere quello giusto, il salario deve essere quello adeguato alla qualità e alla quantità di lavoro che ciascuno pone, in essere nell'ambito della, sua occupazione, del suo lavoro. E anche qui, noi, abbiamo e stiamo ancora scontando gli effetti deleteri del cosiddetto reddito di cittadinanza, che non ha prodotto un solo posto di lavoro. Ecco, su questo, io penso che oggi il governo nazionale abbia tutte le carte in regola, e mi fa piacere sottolineare, perché è il frutto di un grande lavoro che ha fatto un ministro sardo, un ministro del lavoro, Marina Calderone, su politiche attive del lavoro che, hanno e sono i dati Istat che lo certificano, che danno ormai la disoccupazione, al di sotto del 6%, un aumento dell'occupazione, soprattutto anche di quella giovanile, di quella femminile. Dunque, si può e si deve far leva su altri strumenti, semmai per incentivare il lavoro, assicurare anche, la qualità, cioè la giusta retribuzione, che passa attraverso, quello che è un sistema, di tutele, costruito nel corso, di decenni, attraverso la contrattazione collettiva. Cioè, quando si parla di, salario minimo, è uno schiaffo che si dà anche alle organizzazioni sindacali,
perché, se, c'è, qualcuno Ci che sono dei tavoli ci appositi, sono i insomma. tavoli che dove appunto si contrattano tutte le questioni, le parti economiche e anche quelle di natura non economica, e lo fanno egregiamente le organizzazioni Mh-mh-mh. sindacali. Questo di introdurre per legge è davvero, è anche questa una, delle solite bandierine, e c sba Identitarie, chiamiamole. identi sì, così agitate, solo per, creare, Diciamo la contrapposizione che poi di fatto non esiste. un'aspettativa verso chi pensa che con queste leggi poi si risolvano i problemi, Mh. del lavoro. Si crea un'aspettativa, e creare anche il muro contro l'altra parte politica. Mh. Chi è contrario a che ci sia, A salario giusto, a il salario salario, ma il salario giusto, mh. quello, che giustamente, lo dice l'articolo 33 della nostra Costituzione, non c'è bisogno di una legge. Ecco, semmai sono gli strumenti che bisogna porre in essere, perché, per creare sia le occasioni di lavoro, sia anche, il sostegno alle politiche attive del lavoro. Oggi, a parte, che questa giunta, sul tema sta facendo poco o niente, se non attuando quello che, in maniera egregia aveva fatto Adalai, l'assessore del lavoro sardo, che aveva avuto la felice intuizione di, soprattutto, utilizzare le risorse rivenienti dal, quadro comunitario di sostegno europeo e dal PNRR per indirizzarle, per la formazione, per l'abbattimento, come abbiamo fatto noi a livello nazionale, dei contributi in conto appunto occupazione, E poi ricordo che proprio sono per tutte misure reali, mh. proprio a sostegno e dei lavoratori, in questo, anche intervenendo sulla leva fiscale. In questa finanziaria verrà abbattuto anche, per quanto riguarda l'onere fiscale sulle, tredicesime, che consentirà quindi Di anche avere di più risorse in avere busta paga da più, tanti lavoratori. esattamente, più E risorse tra in l'altro busta ricordo in paga. quella esperienza di governo che si stava parlando addirittura di, diciamo, attimo, tagliare il cordone della formazione del nulla, come la chiamo io molto spesso, che molto spesso è mediata da enti di formazione e dare direttamente, i fondi alle imprese per fare, Certo. formazione in house, come si suol dire. Ma passiamo invece a un altro tema, diciamo, caldo che, sta lasciando, diciamo, un dibattito molto aperto, l'Instant Telescope. Molto probabilmente si arriverà, fino alla fine del 2026, primi del 2027 per vedere fine questo processo di, selezione. Dopodiché, se nel caso la Sardegna dovesse vincere, spuntare rispetto ad altri competitor europei, si tratterà di lavori di circa 12 anni. Quindi noi ci troveremo probabilmente, laddove dovessimo vincere, ad avere un Instant Telescope finito nel 9. 2039. Ma siamo pronti per una tale sfida? Ma, intanto, lasciami dire che, su questa sfida, ci crediamo noi come sardi, tutti devo dire, e quindi anche su questo debbo riconoscere anche l'attenzione che sta mostrando l'attuale giunta e l'attuale presidente, perché, io sono abituato a riconoscere anche gli aspetti positivi quando ci sono. Quindi su questa importante infrastruttura devo dire che c'è, trasversalmente una attenzione, che nasce però, ecco, questo bisogna riconoscerlo, anche dalla autorevolezza e dalla determinazione che, ha voluto, imprimere, nei tavoli, che contano a livello europeo, il ministro Annamaria Bernini, ministro della ricerca e dell'università,
lo stesso vice ministro Antonio Tajani e la presidente Meloni, perché se oggi la Sardegna viene individuata come una delle due possibili destinazioni di questa importante infrastruttura, lo si deve ad un lavoro straordinario È stato fatto che prima, è stato insomma. fatto prima. Oggi siamo lì ormai per attendiamo l'esito che può, nella peggiore delle ipotesi, ritengo, vedere la Sardegna compartecipe con un land della Della Germania Germania, sì. e quindi perché si sviluppi una parte, tenuto conto che il sito di Sosenatos a Lula è quello in assoluto Più ehm, indicato per per ospitare il ospitare centro. esattamente, questa infrastruttura, che sarebbe di per sé anche già un grande riconoscimento. Noi speriamo di avere da noi tutto il progetto, che si aggiudichi per la Sardegna, ma se fosse anche solo una parte è sicuramente già un ottimo risultato. Lo scopriremo insomma tra qualche mese praticamente. Esattamente, ma su questo devo dire che c'è una perfetta sintonia nella collaborazione tra, Stato e Regione. Passiamo invece al tema della giustizia, insomma a casa tua praticamente. Il caso Garlasco, giusto per citarne uno in ordine di arrivo, diciamo, ha riacceso un po' il tema della responsabilità dei giudici. L'ultimo referendum sulla giustizia ha espresso, a mio avviso, un paese che non ha questa grande voglia di riformarsi. Ma, secondo te, guardando un attimo, con un po' di visione, ci tornerete voi come centrodestra su questo tema della responsabilità dei magistrati, oppure l'esito del referendum è un po', da considerarsi come una pietra tombale nei confronti di questo tema? Ma intanto, preso atto dell'esito che non si discute, ci mancherebbe altro, a fronte di 15 milioni che hanno detto no, però ci sono anche 13 milioni che hanno detto sì. Quindi, il tema della giustizia è sentito. Lasciami dire, ma come autocritica, che, probabilmente oggetto della modifica costituzionale e quindi del referendum poteva essere solo e soltanto la separazione delle carriere. L'errore dal mio punto di vista, politico è stato quello di, sovraccaricare questa riforma con, le norme che peraltro potevano essere anche fatte in via ordinaria, penso al sistema elettivo o di sorteggio dei componenti Del della, CSM. CSM o la istituzione dell'Alta Corte, di disciplina. Detto questo, è evidente che, il sistema giustizia, rappresenta nel nostro paese, un qualcosa che, non è lontano, dal cittadino, anzi, è proprio perché riguarda, sempre la persona, noi abbiamo voluto, riportare, nell'agenda politica nazionale l'attenzione, perché viviamo nella culla del diritto, in quella che è la, civiltà dello Stato di diritto. E allora i problemi, che non sono uno slogan, legati al garantismo, non possono non, stimolare l'attenzione e l'interesse. E dunque su questo, Ci si potrà lavorare in versante futuro, insomma. noi ci stiamo già lavorando, perché io ho presentato, ed è stata già approvata dalla Camera, la normativa per la modifica della prescrizione, perché, con, Bonafede è stata, in pratica, con un colpo di spugna cancellata la prescrizione, che è un istituto giuridico, non per farla fare franca,
ma a tutela della ragionevole durata del processo, perché se io devo affrontare una vicenda in un'aula di giustizia, ma non è giusto che questo processo non finisca mai. Mh-mh. Io devo avere anche la certezza che questo processo ha un inizio e una fine, cioè le lentezze della macchina della giustizia non si possono riversare sul cittadino. Non si può vivere tutta la vita sotto Ecco allora processo. noi riteniamo che la prescrizione, così come è sempre stata, non possa non tornare in auge, ma non per farla fare franca, ma perché anzi deve incentivare il sistema a funzionare meglio. Ma sai oggi come funziona? Funziona che un processo in appello, se non è celebrato entro i 2 anni, quel processo in pratica si estingue, ecco, diventa improcedibile l'appello. Ma ti pare giusto? Cioè, e quali sono allora i fascicoli che devo far andare avanti o quelli che devo lasciare? E questa è una scelta allora che viene operata dal presidente della Corte d'Appello, quindi dai giudici, e invece noi vogliamo che vengano ripristinati Dei degli principi, strumenti oggettivi che valgano per tutti. Ecco, su certa questo noi discrezionalità, insomma. ho fatto un esempio sulla prescrizione, ma abbiamo fatto gli esempi, abbiamo le leggi sugli smartphone, sul sequestro degli smartphone. Io nel mio telefonino e nel tuo telefonino c'è tutta la nostra vita. E allora se tu stai indagando e devi acquisire il telefonino, è giusto che tu lo acquisisca, ma lo acquisisca con tutte le garanzie, cioè stai indagando per un reato, e allora che cosa ti interessa del mio telefonino? Perché quello che succede è che poi tutto diventa gogna Mediatica. curiosità, perché cosa c'entra trascrivere se io ho l'amante o se io o qualunque Insomma, qualsiasi tipo di episodio, stato di qualunque tipo di vita stato personale. della vita privata che non interessa l'indagine. Che poi Ecco. su questo tema tu stesso hai avuto questo, diciamo, scontro col ministro Nord sulle intercettazioni nel tribunale di Capanne di Perugia. Sì, io lì ho sollevato un problema perché, qui siamo veramente al paradosso, cioè che nel corso di un'indagine, vengano messe, delle, cimici per capirci, in 4 celle, dove normalmente gli avvocati, vanno per, Conferire con tutti conferire con il i proprio clienti assistiti. assistito, che sono dei detenuti. E dunque, a parte che la conversazione di un avvocato o il colloquio di un avvocato col proprio assistito non può essere intercettato, ma la cosa grave è che si tratta di colloqui che non sono oggetto dell'indagine Mh. per le quali quindi, questo è un problema. Io sollecito, e su questo devo capire fino a che punto va in fondo il ministro Nordio, perché tutto ormai ha un limite, perché dice sì, la responsabilità civile, tutto sommato i magistrati sono coperti da assicurazione, quindi il danno è coperto e io voglio che si incida sulle loro carriere. Ma io mi auguro che ci sia comunque un sistema dove chi Deve pagare, paga. sbaglia paghi, perché nella nostra pubblica amministrazione chiunque sbaglia, chiunque crea un danno, poi è chiamato a risponderne direttamente. Nel caso dei magistrati esiste una impunità assoluta. Io lo dico, avendo una nipote che è Un'esperienza. come no, che è come anche mia figlia che fa il magistrato, Mh-mh. e con lei sempre mi confronto anche su questo tema. È venuto il momento in cui bisogna responsabilizzare, perché c'è la vita, c'è la libertà, ci sono gli interessi anche di natura patrimoniale, che una volta messi a repentaglio e sacrificati, è difficile Che tornano. recuperarli. E sempre rimanendo nell'ambito della giustizia, ti faccio 3 dossier, te li nomino: Stadio di Cagliari, Aeroporto di Cagliari Elmas e Abbanoa.
Pensando magari a una situazione dove, lo centrodestra si fosse trovato adesso a gestire queste partite, immagino già, diciamo, i titoli di giornale, le inchieste. Sembra quasi invece che al momento, non ci sia nessun problema, che vada tutto bene. Qualche timida ogni tanto, uscita dall'opposizione, ma nulla di più. C'è un tema di fatto. Ma, io, affronto i problemi sul piano politico, lascio agli altri organi fare il loro lavoro, anche se devo dire francamente, di fronte a un problema che, inizia ad essere anche un problema, etico o morale, perché, mi chiedo: se l'avesse fatto la giunta sull'Inas, di affidare ad un istituto bancario, la tesoreria senza un bando di gara, di per un im 231 milioni di per, euro. importi che sono appunto 231 milioni di euro. Dico, ci sarebbe stato mai qualche magistrato della, magistratura ordinaria, di quella contabile, Per affidamento diretto tra l'altro o sempre il governo. l'ANAC, ecco, io penso che si sarebbero mossi tutti e sicuramente qualche azione sensazionale, di una perquisizione, di un'acquisizione di atti, no, quello che è sempre successo, Certo. anche per poco meno, ma molto meno. Ecco, quindi io, devo dire non sono distratto perché, anche nella funzione che svolgiamo noi parlamentari, devo dire che queste questioni sono tutte monitorate perché, non ci possono essere, aree di impunità per nessuno. Questo lo dico, ripeto, attenendomi all'aspetto politico della vicenda, ma, non è assolutamente, possibile che, nel nostro sistema, o che certi organismi funzionino, A orologeria, passami il a termine. orologeria a Mh. seconda di chi oggi governa e a seconda di chi, appunto, può aver assunto questa o quella posizione in determinate situazioni. Senti, invece torniamo invece al tema proprio di politica, nazionale. Vannacci, Roberto Vannacci, il suo partito senza, diciamo, avere grandi esperienze di governo, sta aumentando nei sondaggi. Da poco ha superato la Lega Nord, è dato a circa 5,6%, ma, com'è che sta affascinando così tanto Roberto Vannacci a destra? Cosa sta succedendo? Ma, quella di Vannacci non è la prima e non sarà secondo me neanche l'ultima, esperienza di uno che, sa, che c'è, un vuoto da colmare, nell'arco delle forze, politiche e costituzionali, e cioè quella di una destra radicale, che, ormai Fratelli d'Italia non rappresenta più. Fratelli d'Italia è una forza di destra, ma, una forza, moderna, conservatrice, che, essendo al governo, ha dovuto anche stemperare posizioni, che, poteva avere, nel momento in cui faceva opposizione. E Vannacci in questo è stato, abile, altro che. Io ho sentito un suo video, che diceva che mai e poi mai lui avrebbe costituito un partito, mai e poi mai, avrebbe, tradito la Lega, e mai e poi mai avrebbe favorito la sinistra. È chiaro che oggi, I dati, cioè quello che è il successo dato sconfessa un po'. il dato è che oggi indebolisce soprattutto la Lega, perché Mh-mh. devo dire non ci sono stati contraccolpi particolari, per quanto riguarda Il vostro partito? il Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma devo dire che trovo fra, il partito di Vannacci e il Movimento 5 Stelle molte assonanze. Ma in un ipotetico scenario dove, il risultato di Vannacci risultasse, diciamo, determinante per la vittoria del centrodestra alle prossime politiche, voi, cerchereste un attimo di, trovare un accordo oppure, no, perché noi siamo Forza Italia e noi dobbiamo mantenere la nostra anima liberale? Allora, dal 1994, grazie a quella straordinaria e felice intuizione di Silvio Berlusconi,
che ha creato non solo Forza Italia, ma ha creato anche un centrodestra pluralista, fatto appunto da forze politiche diverse, di diversa anche cultura e sensibilità, ma che dal 94 governano insieme, a livello nazionale, nelle regioni, nei comuni. Perché? Perché si presentano agli elettori con un solo programma. Ed è un fatto di coerenza, e di credibilità. Quindi, il centrodestra già esiste. Chi con noi sottoscrive il programma, che ripeto, è frutto di una condivisione, e tutte le, soluzioni possono essere possibili nel momento in cui noi andremo, alle elezioni. Certo è che, non c'è l'idea di fare come fanno a sinistra un cartello elettorale perché, dobbiamo battere l'avversario o perché rischiamo di perdere le elezioni. Il Perché famoso campo poi largo. certo, perché poi quando vanno al governo, il campo largo, e lo vediamo in molte realtà, e Litigano dalla giornata al pensiamo, domani. io non vorrei pensare cosa succede in politica estera tra, il Partito Democratico e, Movimento 5 Stelle. Fratoianni e 5 Stelle, o su temi di politica anche interna. Cioè, forse tutti si stanno convincendo, probabilmente, ora che c'è la Schlein a guidare il Partito Democratico, che la patrimoniale, cioè mettere le mani nelle tasche degli italiani, cioè di tutti, indistintamente, possa essere la soluzione, quello di mettere ancora più tasse per, e noi le stiamo togliendo, per esempio dalla casa, perché è un bene primario degli italiani. Ecco, tutti temi questi che noi del centrodestra, noi sappiamo cosa fa sulle politiche sulla, immigrazione, le politiche sul fisco, sull'occupazione. Noi abbiamo le idee chiare, Tra l'altro c'è da dire sul modello Albania, un po' tutti i paesi europei stanno copiando il modello Albania, quindi anche per dire il tanto vituperato modello Albania, il governo nazionale è stato chiamato in causa, anche qui, sulla base di iniziative improvvide di certa magistratura politicizzata, perché poi alcuni magistrati li abbiamo visti anche alle manifestazioni per difendere non so o quali diritti in materia di immigrazione, poi indossano la toga per cercare di screditare e sconfessare il governo. Abbiamo visto che l'Europa ha dato ragione all'impostazione dell'Italia, perché sia chiaro, noi l'accoglienza la facciamo in maniera seria. Io voglio ricordare che l'accoglienza che faceva certa sinistra era quella delle cooperative, che erano accoglienze lager di persone che arrivavano nel nostro paese, poi lasciati a se stessi a mendicare, e che trovavamo nei sagrati delle chiese, fuori dagli ospedali o dei centri commerciali, a chiedere l'elemosina. Noi vorremmo che lo straniero che arriva in Italia abbia l'accoglienza, perché appunto di persone si tratta, quindi con dignità e soprattutto con la prospettiva di un di potersi suo integrare, certo. inserimento nel mondo del lavoro, della scuola, e che venga rispettando anche quella che è la nostra cultura. Io non dirò mai che un musulmano che viene in Italia deve convertirsi al cristianesimo, ma ci mancherebbe, anzi, grande rispetto, ed è un arricchimento anche per la nostra cultura, ma non è assolutamente ammissibile che io tolga il crocifisso da una scuola, o che qualcuno venga a impormi di costruire dove c'è una chiesa una moschea. Ecco, è questo il Il sistema, limite. il limite. Per il resto, l'immigrato si sta dimostrando per molti versi una utilità, soprattutto per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, di Molti certe settori non vanno più i occupazioni, giovani a certi lavorare. settori dove Agricoltura, appunto, esatto, industria, industria, servizi. ormai nei ristoranti dove capita, a Roma, a Milano, cuochi, chef, camerieri, sono tutti dei extracomunitari. Assolutamente. Quindi Massimo rispetto. nessun ostracismo, massimo rispetto,
ma chi viene in Italia non può venire a delinquere e non può venire per essere poi immesso nel circuito delle organizzazioni criminali, perché così va a finire uno che Non ha più niente da non ha più perdere. niente da perdere, non ha lavoro e non sa appunto Dove andare a dove sbattere la andare e testa. cosa fare. Visto che alla fine Forza Italia, ha una diciamo una tradizione atlantista da sempre, come valuti, pensando diciamo all'attuale momento geopolitico, la pressione che l'amministrazione Trump sta esercitando sugli alleati della NATO? Ma, il presidente Trump è, ehm, davvero, un personaggio che, è incommentabile perché, da un lato, ehm, Tajani ha dichiarato di non voler più andare allora, in America. Tajani giustamente, da persona, delle istituzioni, non si può non reagire di fronte a prese di posizione, nei confronti dei capi del governo, europei. Lo ha già fatto con la Spagna, lo ha fatto anche con l'Inghilterra, con la Germania, e ora lo fa con l'Italia nei confronti della presidente, Meloni. Noi, assolutamente, respingiamo al mittente questo modo davvero rozzo, di porsi, Un nei po' da confronti. bullo, ecco. Sì, esattamente. Noi abbiamo e conserveremo sempre un grande rapporto di amicizia con gli Stati Uniti, e con il popolo degli Stati Uniti. Su questo Trump sta sbagliando, lo vediamo anche, nelle sue esternazioni. Ricordo quel video, con Zelensky, davvero drammatico, lo vediamo anche, nelle sue Ah, nello studio esternazioni Ovale? nello Sì, studio sì. Ovale e lo vediamo nei rapporti con Netanyahu, suo migliore alleato, e cioè, l'idea di un l'abbiamo visto con il Papa. L'ha anche dichiarato L'abbia recentemente che il la suo potere è, diciamo, L'abbiamo visto, illimitato. esatto, l'abbiamo visto anche con il Papa, ma quando mai, tutto si può dire a Sua Santità che, anzi, per i temi per la pace, per il dialogo, e che cosa deve fare, il rappresentante di Cristo sulla terra se non appunto, portare all'attenzione della comunità mondiale questi temi? E lui se n'è uscito anche con una feroce critica verso, Papa Leone, e Mh-mh. tutto questo è inammissibile. Senti Io invece, a livello, e bene fa Tajani, mh, Antonio Tajani, a, disertare anche un importante appuntamento a Miami proprio in segno di protesta, perché l'Italia, e su questo, condivido appieno la presa di posizione di Giorgia Meloni, non può chinare la testa e mai inchinerà la testa di fronte a un capo di Stato, che si esprime in quel modo come Trump, perché non c'è potenza mondiale che tenga, e neppure, appunto, Trump, che tra l'altro fra 2 anni e mezzo finirà anche, il suo il suo mandato. mandato, e quindi, Comunque c'è da dire che questa situazione che si è venuta a creare tra Trump e Giorgia Meloni, diciamo, ha stranamente, fatto quadrato tra sinistra e destra in questo paese, caso più unico che raro. beh, questo mi pare, che, risponda anche non solo ad un aplomb istituzionale che penso debba sempre esserci, perché se fosse capitato nei confronti della Schlein, l'indignazione sarebbe stata la stessa, Mh-mh-mh. perché, qui si salvaguarda, il ruolo dell'Italia, del nostro paese e delle nostre istituzioni. È come quando noi sentiamo, levare una critica a Mattarella, che Mattarella è un uomo con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, ma è il nostro Presidente della Repubblica, e lo difenderemo sempre, a parte che è un uomo saggio, un uomo
per bene, è un uomo di grande equilibrio, però, guai chi ci tocca Mattarella, Se perché rappresenta appunto tutto il popolo italiano. Ma sempre per rimanere sul perimetro dei valori di cui abbiamo parlato poco fa e diciamo che da sempre Forza Italia promuove, ma voi all'interno del Parlamento europeo fate parte del Partito Popolare Europeo, partito che molto spesso ha sostenuto e continua a sostenere l'attuale Commissione europea della Ursula von der Leyen, commissione che molto spesso diciamo, ha diciamo, sdoganato certe collaborazioni diciamo, che a oltre il limite dello Stato di diritto. Penso al Senegal dove vengono mandati in carcere gli Mh. omosessuali, all'Egitto, alla Tunisia dove vengono mandati in carcere i giornalisti, oppure ai rapporti con l'ex uomo di Al-Qaeda al-Sharaa in Siria, fino ad arrivare agli accordi energetici siglati con la dinastia Aliyev in Azerbaigian. C'è come dire, una sorta di problema di coerenza a livello europeo oppure no? Ma, ciò che avviene in ambito europeo secondo me, mi ricordo quando studiavo, il diritto internazionale, che c'era, diceva uno studioso, "Manca qualcosa al diritto internazionale per essere diritto, come manca qualcosa al feto per essere un bambino". Mh. Per dire che cosa? Che ancora, l'Unione Europea è una istituzione, che Ancora in divenire ancora insomma. in divenire. Manca un apparato di difesa europeo, manca una vera politica estera europea. Il Parlamento europeo è semplicemente un Parlamento che non ha iniziativa legislativa, ma che, ratifica le decisioni, della Commissione. Cioè siamo ancora in una fase, addirittura esiste il potere di veto, o quindi, L'unanimità, decisioni ecco. che devono essere prese alla unanimità. Ricordo, la posizione di Orban per esempio, su tante questioni con riferimento al conflitto con appunto, Gli asset Russia, russi per esatto, esempio, esatto. il prestito da 90 miliardi anche. Esattamente. Allora, c'è molto da fare, c'è molto da lavorare, perché è chiaro che, ancora sono forti le individualità, di ciascun paese, la nazionalità. Creare gli Stati Uniti d'Europa, forse quello potrebbe essere, il punto di approdo, ma, ritengo che ci voglia ancora molto e molto tempo e molto lavoro, e penso però che è la capacità anche, dei governi, e, in quest'ultimo periodo, il nostro sta facendo molto per, cercare, su alcuni temi almeno, di poter, ecco, evitare tutte quelle contraddizioni cui prima tu facevi Tu riferimento. personalmente sei d'accordo sul fatto che il famoso discorso dell'unanimità a livello europeo debba, diciamo essere, diciamo emendato? Sì. Quindi insomma bisogna mettere mano ai trattati europei, però Son faccio questa sì. analisi. Visti i tempi della macchina europea, si parla molto spesso, come ha sottolineato anche l'ex presidente Mario Draghi, siamo in un momento molto cruciale, insomma, di sopravvivenza. Possiamo permetterci in questo momento di ragionare sulla governance europea? Sì, e allora, questo sistema della unanimità deve essere superato. Forza Italia e devo dire il Partito Popolare Europeo è per il superamento di questo sistema, perché non è possibile che 2 paesi o un paese su 27 blocchino, Diciamo ogni tutte le tipo decisioni di generali. esattamente. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è iniziare a creare anche un sistema di equilibri, all'interno, perché, è chiaro che tutti concorrono, alle decisioni, però, c'è anche il peso dei diversi paesi. Un conto è il Lussemburgo, un conto è la Francia, un conto è Malta, un conto è l'Italia, un conto è il Liechtenstein, un conto è L'Ungheria. l'Ungheria, ecco, per dire. Quindi c'è molto ancora da lavorare, penso che, però passi avanti si stiano, facendo, e devo dire che sul tavolo, a Bruxelles,
il governo italiano ha portato e sta portando avanti questi temi, proprio anche perché noi oggi è messa in discussione la NATO come istituzione, viene messo in discussione la partecipazione, c'è un problema di budget che gli stati devono destinare. Il tutto in funzione di che cosa? In funzione degli interessi degli americani o in funzione, di Dell'industria bellica interessi europea. che devono diventare europei, a tutela dell'Europa e dei paesi dell'Europa? Pensando proprio al futuro, bilancio, 28 del 2034 che è stato presentato dalla Commissione europea. Okay, stiamo Mh. parlando di un lavoro che vedrà adesso il Consiglio e il Parlamento discutere come affinarlo o meno. C'è però un tema di fatto: la proposta attuale della Commissione europea, sembrerebbe, anzi senza, ombra di dubbio, diciamo limitare la governance per la spendita anche dei fondi europei alle, regioni, spostandolo direttamente agli stati nazionali. C'è un problema di fondo nel momento stesso in cui si Mh. parla molto di coesione, di politica di coesione, di insularità, per esempio nel nostro caso. Dove vuole andare l'attuale, Commissione europea? Ma questo, è un problema relativo. L'importante è Mh, che i paesi, determinino, in modo conseguenziale, cioè, che, non operino politiche accentratrici e centralistiche, ma, cosa che nel nostro paese devo dire, per come oggi, le norme costituzionali disegnano le competenze, mi pare difficile che, rimanga, il governo delle risorse in capo allo mh-mh. Stato, cioè, quindi, questo probabilmente è un problema per rendere e per, responsabilizzare in via diretta i paesi, ed è compito però di ciascun paese, quello di creare le condizioni, perché, le Affinché le regioni non risorse siano sole, so esattamente, arrivino alle regioni e senza lasciarle appunto da sole. Ma, ripeto, questo, noi l'abbiamo già nel corso di questi anni visto, perché la Sardegna, che partecipa, nel quadro comunitario di sostegno tra le regioni quelle, svantaggiate, e quindi con anche risorse molto importanti che, sono arrivate nel corso di questi decenni, che hanno reso possibile anche mh-mh. la realizzazione di importanti infrastrutture. E noi dobbiamo essere, ecco, più presenti. Forse, ecco, un aspetto deficitario, è proprio questo: non si sente molto la nostra presenza come Regione Sardegna a A Bruxelles. Bruxelles. Io avrei investito sui giovani soprattutto per formarli a Bruxelles, e fare una sorta di sede permanente, ma perché, oggi, molte, non solo le risorse, ma anche, iniziative passano, tutte da Bruxelles e non dallo Stato. Mh-mh. Quindi forse su questo penso che la regione debba investire di più. Che poi insomma siamo già da 2 legislature che siamo fuori dal Eh. Parlamento europeo, noi in Sardegna, fin quando non ci toglieranno da questo collegio con la Sicilia, ma insomma va Anche questo è un problema. Abbiamo presentato trasversalmente delle proposte di legge, io la sostengo così come porterò il mio gruppo a sostenerle, e, penso che la Sardegna non possa soltanto sperare di avere un proprio rappresentante, solo perché, per calcoli che con la Sicilia poi noi siamo fortunati. No, io penso che dobbiamo avere il diritto ad una rappresentanza proprio la nostra sarda, perché è chiaro che, per quanto gli amici siciliani condividano con noi l'insularità, ognuno poi, cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. assolutamente. No, io penso con grande nostalgia al periodo in cui avevamo, più di un eurodeputato, Salvatore Cicu, Soru, la Calia. La Calia, abbiamo avuto deputati che poi, si sono anche davvero Michele Cossa, che Mh-mh. si sono segnalati
per quanto hanno fatto in ambito europeo. Sempre rimanendo in ambito europeo, voi proponete, la Sardegna come diciamo, centro di questa nuova strategia del Mediterraneo, ma cosa manca secondo te, alla Sardegna oggi per poter diciamo ambire a un ruolo così importante di come dire, di snodo, geopolitico e future politiche del Mediterraneo? Visto che alla fine parliamo un passaggio che mi ricordo che hai citato nel corso del congresso, noi siamo molto più vicini alla Libia rispetto a altre zone Certo. d'Europa e quindi S se la Libia per esempio adesso c'è la Russia e la Turchia, insomma c'è un tema di fatto anche in termini di difesa. La Sardegna ha una posizione, geografica straordinaria, è al centro del Mediterraneo, è, a poche miglia dalle coste del Nord Africa, è, il luogo dove si svilupperà, il traffico dall'Oriente verso l'Occidente, come ha ricordato Antonio Tajani qualche giorno fa qui in Sardegna. Dunque sono grandi le opportunità che noi dobbiamo, poter cogliere, e in questo io spero che, anche la giunta regionale possa, interloquire col Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, proprio per, che, la Sardegna, possa essere anche il, luogo, Un non terminale solo insomma, chiamiamolo così. esatto, non solo di transito, ma Mh. terminale anche di questo tipo di, rapporti con il resto del mondo. Ed è chiaro però che noi dobbiamo dare alla Sardegna anche, l'immagine, di un'isola che accoglie, Che infrastrutture insomma, non so. quindi, adeguarla, sotto il profilo infrastrutturale, adeguarla anche, con messaggi positivi. Il messaggio che è passato per gli israeliani che vengono in vacanza in Sardegna non è un bel messaggio, cioè, siamo d'accordo che, noi, bandiamo, i guerrafondai, i criminali, ma non possiamo, per il solo fatto che sono israeliani che vengono in Sardegna, dire: "No, tornatevene a casa". È un brutto biglietto da visita Cioè sul dall'antisionismo piano all'antisemitismo il passo è breve insomma. il passo è breve, Mh. forse l'intenzione non sarà stata quella, però viene Mh. percepita anche, purtroppo in quel modo. Così come, non si può, come abbiamo detto all'inizio di questa, intervista, di questa bella conversazione, rimandare e rispedire, a casa un vettore come Ryanair. Anche questo non giova, all'immagine della Sardegna. Ecco, quindi, cerchiamo di, seguire una linea che, non sacrifichi certo i diritti dei sardi, e ci mancherebbe altro, ma, che, tutto si possa svolgere, nell'ambito Di portare di la Sardegna diciamo, fieno in cascina, passami il termine, per arrivare al punto di certo, essere certo, col mh. dialogo, col confronto, o con anche, investire il governo nazionale su alcune partite che, ripeto, sono molto importanti, e ritengo che la Sardegna non debba starne fuori. Io per esempio con, Letizia Moratti, organizzeremo proprio per il mese di settembre-ottobre un grande evento sul turismo, qui in Sardegna, perché pensiamo che, sia l'industria per eccellenza sulla quale, è necessario investire, evidenziando i punti di forza, ma anche quelli soprattutto di debolezza che devono essere superati, e quindi, sarà un convegno non chiuso soltanto agli operatori, ma aperto soprattutto anche alle, proposte, alle iniziative che vorranno, Dare il proprio contributo in esatto, questa far pervenire tutti coloro che, appunto hanno a cuore, le sorti, anche per, creare, occupazione seria, effettiva, e soprattutto per cercare,
di portare il turismo non solo 3-4 mesi all'anno, ma portarli appunto Anche nei famosi almeno, mesi di spalla, come si suol dire. esattamente, almeno ai 10 mesi, come avviene già in molte realtà del Mediterraneo. Va bene, innanzitutto invitateci al prossimo evento che farete con l'Era Moratti. Una domanda finale, fuori dai dossier. Cosa ti manca di più del modo di fare politica di Silvio Berlusconi? Eh, questa è una domanda che devo dirti con franchezza, chi come me lo ha conosciuto dal '94, ho avuto il privilegio anche di condividere momenti della sua intimità familiare. Io ho conosciuto la mamma, ho conosciuto Veronica, la moglie, ho partecipato a molte occasioni anche a delle situazioni proprio nel focolare domestico familiare, e devo dirti che è un uomo di una straordinaria umanità. Chi non lo ha conosciuto forse non si può rendere conto della sua generosità, del suo modo cortese, gentile, affabile. Io ne ho un ricordo davvero affettuoso, perché ha dato una opportunità a tutti per poter, ciascuno con le proprie inclinazioni, il proprio bagaglio di esperienza, anche di poter, come ho fatto io, svolgere attività sulla base di un progetto politico che lui ha saputo rilanciare in chiave moderna, cioè i valori liberali, riformisti, garantisti, atlantisti, europeisti, e ha saputo rilanciare soprattutto in chiave moderna i valori, quelli della tradizione cristiana, del pensiero di Don Sturzo, di De Gasperi. Ecco, questo è stato il suo davvero capolavoro, un grande protagonista della comunicazione, dello sport, dell'impresa, ma un grande protagonista della politica, e dunque non solo della storia italiana, ma di quella europea e internazionale. Devo dire che ci manca, perché la È una sua presenza che si fa sentire, insomma. sì, la sua vicinanza, una sua apparizione, una sua chiamata, come soleva fare, di invitarci anche a Roma, a cena, era sempre un momento di grande convivialità, e poi dispensava sempre consigli saggi. Oggi, ecco perché Antonio Tajani giustamente dice: "Io non sono l'erede di Berlusconi, perché di Silvio Berlusconi ce n'è uno solo", e tant'è che dallo statuto la prima cosa che ha voluto fare è cancellare il nome di presidente. Lui è segretario nazionale, perché per noi, come anche nel simbolo, abbiamo avuto un presidente, sempre lui rimane. È così, ma presidente davvero, al di là delle forme, uno che è rimasto e che rimane nel cuore di chi come me lo ha conosciuto. Perfetto, grazie Pietro per essere stato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo podcast e continuate a seguirci nei nostri canali. A presto. Grazie a voi.